Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Franco Mastantuono è diventato un grattacapo per José Mourinho, avendo dimostrato di non possedere la qualità necessaria per essere un giocatore del Real Madrid, a poco più di un anno dal suo arrivo come una delle grandi promesse del club. L'argentino, acquistato dal River Plate per 63,2 milioni di euro, non ha ancora giustificato un investimento così ingente. A soli 18 anni, il centrocampista offensivo è arrivato tra enormi aspettative. In Argentina era stato presentato come un gioiello generazionale e a Valdebebas ha avuto un'opportunità in prima squadra praticamente senza un periodo di adattamento, ma la realtà della Liga si è rivelata molto più dura del previsto. La prima parte di stagione aveva alimentato l'ottimismo. Franco Mastantuono è partito titolare in 13 delle prime 18 partite, un numero notevole per un giocatore appena arrivato nel calcio europeo e ancora in fase di adattamento fisico, tattico ed emotivo. Tuttavia, le sue prestazioni sono calate con il passare delle settimane. Un infortunio all'inguine ha compromesso la sua continuità e, al suo rientro, la situazione era cambiata. L'infortunio di Rodrigo gli ha aperto una finestra di opportunità, ma le sue apparizioni sono diventate sempre più sporadiche. Il finale di stagione ha confermato i dubbi. L'argentino è partito titolare solo in 2 delle ultime 20 partite, cedendo il passo a Brahim Diaz e ad altri giocatori più esperti. Al Real Madrid sanno che il suo talento è intatto, ma anche che ha bisogno di giocare con continuità lontano dalla pressione del Bernabeu. Come riportato da Superdeporte, il Napoli è emerso come una delle destinazioni più interessanti per Franco Mastantuono. Il club italiano soddisfa diversi requisiti che il Real Madrid considera essenziali. Partecipa alla Champions League, gioca nella Liga e può offrire un ambiente più stabile per la crescita del giocatore. La priorità del Real Madrid non è la cessione. Il contratto dell'argentino scade nel 2031, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 45 milioni di euro e il club non intende perdere il controllo di un investimento così importante. L'opzione preferita sarebbe un prestito a lungo termine, probabilmente di 2 stagioni. Il Real Madrid vuole inoltre che il club di destinazione si faccia carico di una parte significativa del suo stipendio. Mastantuono guadagna circa 7,3 milioni di euro lordi a stagione, quindi il club che lo acquisterà dovrebbe pagare circa 3,6 milioni di euro, circa la metà del suo stipendio. Il piano del Real Madrid è chiaro. Non ci sarà alcun trasferimento, opzione di acquisto o accordo di riacquisto. L'obiettivo è proteggere il giocatore, non cederlo. La decisione richiederà anche l'approvazione del giocatore e della sua agenzia, Area Sport Team, guidata da Augusto Fernandez. Altri club hanno mostrato interesse per la sua situazione. Porto, Sporting Lisbona e Inter sembrano essere tra i principali candidati, mentre squadre come Benfica, Tottenham, Juventus, Stade Rennes o persino il River Plate sono meno propense ad acquistarlo perché non soddisfa tutti i requisiti sportivi. In questo scenario, il Napoli ne esce rafforzato. Il loro stile di gioco basato sul possesso palla, l'investimento nei giovani e la capacità di garantire spazio senza compromettere la qualità rendono gli azzurri un'alternativa molto attraente. Franco Mastantuono ha bisogno di giocare per evitare di stagnare. Il caso di Franco Mastantuono non viene interpretato come un fallimento definitivo, ma piuttosto come una correzione di rotta. Il salto dall'Argentina al Real Madrid è stato enorme e ora il club riconosce che forse il processo è stato affrettato. Per il giocatore, il prestito potrebbe essere la soluzione migliore. In prima squadra, con un minutaggio costante e meno attenzione mediatica, avrebbe l'opportunità di ritrovare fiducia, migliorare fisicamente e dimostrare di poter ancora essere importante per il Real Madrid in futuro. Il prossimo passo sarà convincere il giocatore stesso. Franco Mastantuono deve decidere se accettare una fase intermedia per crescere, e al momento il Napoli si profila come la destinazione migliore per rilanciare una carriera che il Real Madrid non è ancora pronto a lasciar perdere. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon nome per il Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!